Cari telespettatori, rieccoci insieme, siamo in diretta, quindi potete mandare i vostri messaggi, potete partecipare, telefonare se avete l'esigenza, ma comunque so che lo fate anche mandandoci le vostre mail al nostro indirizzo mail, che è sempre scritto in sovraimpressione. E allora gireremo anche le vostre domande che nel frattempo ci sono pervenute, come sempre ai nostri esperti qui presenti, in modo particolare Stefano Zara, esperto di finanza, grazie di essere qui con noi, che in questo momento si trova con il fuoco in prima linea. In prima linea, esatto, fuoco bollente, perché tante sono le questioni da affrontare, e naturalmente anche con l'avvocato Chiara Maria Marton, ritornata qui con noi, con cui affronteremo il tema delle tutele legali che si possono intraprendere, però anche un'altra questione molto importante che esce dalla cronaca in senso stretto, ma ai noi è sempre di attualità, il diritto alla salute costituzionalmente garantito, e quindi anche qui quali tutele possono essere intraprese, quali attività, cosa è bene fare e cosa è bene invece non fare, quindi non eccedere troppo. Divideremo quindi gli interventi sotto questi due profili. Io direi di incominciare dando un po' una risposta a quelle che sono le tante domande dei nostri telespettatori, le tante perplessità. In primis è uscito sul sito della Banca d'Italia l'elenco delle, in modo particolare, 16 banche commissariate, no? 16 banche commissariate. Cosa vuol dire banche commissariate? Ecco, del nostro territorio, qui si parla della Cassa di risparmio di Ferrara, ho visto, poi c'è la Banca Romagna Cooperativa, perché ci seguono anche in Emilia Romagna, Banca Padovana, e Credito Trevigiano e Cassa Rurale di Folgaria. Queste sarebbero quelle che possono riguardare il nostro territorio. Poi per carità c'è la BCC Irpina, c'è la Banca Marche, vabbè, si sapeva già, Banca di Cascina, Banca Bruzia, Cassa di risparmio di Loreto, insomma ci sono 16. Per averle, guardate il sito della Banca d'Italia, ma anche su Sole 24 Ore Economia sono riportate. Allora, commissariate cosa vuol dire? E anche queste 4 banche implicate erano commissariate? Erano commissariate, ma è da più di un anno che l'operatività di quelle banche era sostanzialmente bloccata, non si potevano aprire nuovi conti, non si anche tutta la parte degli affidamenti era, tra virgolette, mantenuta, cioè sostanzialmente era un'attività mantenuta. Cioè, precisiamo, hai dato molto bene, perché qua bisogna essere molto chiari. Di conseguenza, l'investitore sapeva da un anno che la sua banca era in difficoltà. Avrebbe potuto, con questo fumus, fare qualche cosa? Rimediare? Allora, rispondiamoci da soli. Insomma, i correntisti, i clienti attuali di Popolare di Vicenza e Veneto Banche, che sono due banche che non sono in quella situazione, non sono commissariate, hanno un loro CDA, c'è un intervento forte di controllo della BCE. Attualmente i possessori di azioni di queste due banche o di obbligazioni subordinate di queste due banche possono, nel caso delle azioni, non possono venderle sostanzialmente fino a primavera, data nella quale si prevede che queste due banche vengano quotate sul mercato, e quindi avremo un valore di mercato nel momento in cui la banca ha le sue azioni quotate sul mercato. Queste azioni diventano immediatamente liquide, chi ce l'ha può venderle. Esatto. Per quanto riguarda le obbligazioni subordinate, se ne sentono dire tutti i colori, sostanzialmente quando queste sono quotate vuol dire sono comunque sul mercato, vige la regola della domanda e dell'offerta. Se io voglio venderla vedo il prezzo, se mi va di venderla a quel prezzo avrò una controparte che lo compra a quel prezzo. Se non è quotata, normalmente la banca le ricompra per poi ha un suo mercato interno, ecco, in cui c'è un cliente che le vende e un altro cliente che le comprerà, incrocia all'interno domanda ed offerta. Il problema più importante è questo: non è la prima volta che una banca fallisce. Allora, ma come? Fallisce. Ci ricordiamo che tra il 77 e l'82 saltò il Banco Ambrosiano. Banco Ambrosiano, il danno patrimoniale stimato da quel fallimento è di 1,2 miliardi di dollari. Okay? A tentare il salvataggio tra il 77 e l'80 fu prima BNL, fu Eni, poi tentò ancora Eni, ma esplose il scandalo P2, Calvi venne coinvolto e perse gli appoggi politici e cessò di esistere il Banco Ambrosiano. Vennero chiamate a soccorso banche del territorio, fra cui la Banca Cattolica di Vicenza,
quindi rinacque il nuovo Banco Ambrosiano, ma comunque i possessori di azioni di Banco Ambrosiano persero i loro soldi. Ciclicamente il nostro territorio è interessato da situazioni di mala risparmio, cattiva gestione del risparmio, non dimentichiamoci di i Tango Bond. Noi nel Veneto siamo stati fra gli acquirenti più rilevanti per entità delle obbligazioni argentine, un po' perché fummo terra di immigrazione verso lì, quindi per una specie di legame quasi etnologico, insomma, ci fidammo, li comprammo e perdemmo tutti i soldi. Adesso comunque è qualcosa che andò avanti, una parte di questi, ma solo in minima parte, riuscirono ad avere questo in proporzioni. Vuol dire? Lehman Brothers, esatto, io mi ricordo un articolo di Martino di Padova del 2009, sì, di risparmiatore che fece sceneggiata violenta e filiale di Cassa di Legnaro, che perse quasi, ricordo i dati, ma ho fatto di cronaca per un importo ingente. Della zona i fallimenti eccellenti come Finmec, Cerruti, Giacomelli, Parmalat, in cui il risparmiatore perse i soldi. Si trattava in quei casi di sottoscrizioni non di azioni, ma di obbligazioni. Obbligazioni. Sono titoli di debito. L'obbligazione è sempre stata male, anche quando fallì l'Argentina, fino credo a poco prima del fallimento c'era chi acquistava quel titolo attratto dagli alti rendimenti. L'obbligazione è un titolo di debito, rappresenta un debito. Nel momento in cui il debitore versa in cattive difficoltà, il suo debito ha un prezzo più basso, ma essendo che poi il calcolo degli interessi viene fatto sulla cedola e su quello che paghi, se tu hai una cedola supponiamo del 5%, ma il prezzo di quello che compri non è 100 ma è 80, il 5 non è più successo, è su 80, quindi il rendimento è molto più alto. Quindi attratti da questo rendimento e dal fatto che comunque uno Stato non fallirà mai, ci furono acquisti anche dell'ultima ora. Lo stesso vale per Parmalat. Parmalat fallì alla vigilia di Natale, ma fino a qualche giorno prima il titolo, ovviamente anche lì vale la logica, il debito si deteriora, quindi il debitore va in difficoltà, il rendimento diventa, quindi sale, attratti da rendimenti allettanti acquistarono quel titolo. Il caso di Banca Etruria o il caso comunque delle banche è un po' particolare, lì non c'è tanto c'è in minima parte forse la ricerca del rendimento, cioè sostanzialmente il fatto che io di quella banca sono cliente da tanti anni, mi sono sempre fidato, esatto. E quindi ho sempre chiesto a loro cosa devo fare, perché ho sempre delegato a loro le scelte dei miei investimenti, loro mi hanno consigliato quello, anche mio papà era cliente loro, c'è una sostanziale continuità, no? Noi non siamo abituati a cambiare, no? Noi siamo immobili nelle scelte di investimento, per quello compriamo i mattoni, fermi, siamo immobili nelle scelte di investimento, non siamo abituati ad accettare o a far fatica a capire come sta cambiando il mondo e cosa devo fare per adeguarmi al cambiamento. Non lo facciamo, un po' perché la maggior parte dei risparmiatori ha anche una certa età e quindi è abituata, ho sempre fatto così, continuo a far così, ma siamo anche il paese, e chiudo il discorso, delle cassapeotte. No, io credo che fino adesso un po' meno, perché comunque c'è un controllo stringente, fino a credo una decina d'anni fa Cassa Piotta era un'organizzazione che raccoglieva risparmio e non in maniera irrilevante, soprattutto nel Veneto era molto diffusa, nata con principio mutualistico, mettermi via di soldi per fare la festa di fine anno, era arrivata a raccogliere miliardi di lire e il gestore della Cassa Piotta di questi miliardi di lire ne ha fatto un uso, diciamo, molto creativo, usiamo la parola, così, molto creativo, esatto. E la maggior parte delle volte questi soldi poi non si sono più ritrovati. Cosa fare? Allora, c'è un parametro che si chiama CET, Common Equity Tier 1, che vuol dire? È un numero che stabilisce il rapporto fra il capitale della banca e le attività, i prestiti di questa banca e anche le obbligazioni che questa banca impancia, perché non ricordiamo che le banche sono anche loro clienti e comprano anche loro titoli. Questo rapporto
che BCE dice di tranquillità deve essere almeno all'8%. Quindi CET 8%, quindi dopo torneremo su questa cosa. Tier 1, insomma, quello che lo si trova sui giornali con CET 1 o Tier 1, deve essere superiore all'8%. Esatto. Superiore all'8%, almeno all'8%. Per darle un'idea, Intesa e Unicredit sono intorno al 12%, poi ci sono... Attenzione, poi bisogna distinguere tra banche che fanno la banca, e quindi banche che nel corso della loro storia hanno avuto come attività principale quella di finanziare le famiglie e le imprese, che ovviamente non possono passarsela bene, che negli ultimi 5-6 anni hanno fatto pesanti azioni di razionalizzazione sulle aziende, hanno cercato di ridurre le esposizioni debitorie. Unicredit non ha previsto alcun piano di riduzione del personale pesante, però è superiore all'8%. Però è superiore all'8%. Intesa l'ha fatto prima, Unicredit lo fa adesso. Sono banche che hanno anche una vocazione internazionale, quindi lavorano qui, ma Unicredit credo faccia il 50% del suo fatturato fuori dall'Italia. Intesa è una banca molto grande, ma soprattutto domestica. La razionalizzazione sul personale l'hanno già fatta. Quindi controllare quel dato, che è molto semplice controllare, insomma, chi ha un po' di dimestichezza sugli utilizzi dei multimedia, quindi computer, clicca, ormai tutti i siti le danno. Clicca che cosa in particolare? Ecco, per quanto riguarda clicca CET, cioè quello che guarda CET 1 o Tier 1, e viene fuori e classifica banche italiane e vede. È un dato per molti versi ibrido, ad esempio all'interno di questa classifica ci sono banche che sono sostanzialmente banche di investimento. E quindi cosa vuol dire banca di investimento? Vuol dire che non prestano soldi, e quindi la loro attività principale, tu la usi solo per in questo caso hanno un TIR molto alto perché manca tutta la componente, oltretutto di queste banche. È un dato che andrebbe studiato meglio, andrebbe ponderato alla patrimonialità, cioè Intesa e Unicredit sono colossi che hanno patrimoni molto grandi, all'interno di questa classifica ci sono banche molto piccole che fanno un'attività per elezione legate essenzialmente o quasi esclusivamente legate alla consulenza finanziaria, quindi hanno un valore diverso. Ecco, io le blocco solo un secondo, dopo andiamo anche da lei avvocato per capire cosa si può fare. Per esempio, se però le banche, come succede, lei ha fatto degli esempi appunto in Intesa in modo particolare, Unicredit eccetera, hanno degli investimenti immobiliari, quello che anche ci hanno chiesto dei telespettatori, e quindi sappiamo che della banca c'è quella sede, ci sono sedi anche prestigiose che valgono, caspita, cioè milioni. Se lei va a Milano c'è un intero quartiere, a Torino, che è sede di Intesa, c'è il palazzo di Piano. Esatto. No, ma a Milano sono le strutture più belle, normalmente sono sempre state loro, sono ancora loro. Allora queste, scongiuri facendo per carità, però è per un esempio, no? Se queste banche dovessero avere dei problemi, non è più corretto che vengano prima intaccati questi investimenti immobiliari e quindi si provveda ad alienarli, o si crei un'ipoteca o un qualcosa, piuttosto che non andare a colpire prima gli investitori, azionisti, obbligazionisti, poi correntisti, adesso col bail-in. Ma questo accadrebbe se la banca viene messa in liquidazione. Però se la banca non, però in questi casi la banca non viene messa in liquidazione, come nel caso del bail-in vuol dire salvataggio interno. Sì. Quindi, messa in liquidazione, adesso vado anche dall'avvocato. Come in qualsiasi azienda, nel momento in cui tu vieni messo in liquidazione, ricorri a tutti i sistemi del mondo per far fronte ai tuoi impegni. Quando investo 10 in un'obbligazione, i tuoi soldi sono in tale obbligazione solo sulla tua carta, ma la banca li investe dove rendono. La tua obbligazione diventa 3 e la banca ha un 13, e quando ti dicono che la tua obbligazione vale 0, la banca non li ha persi, sono altrove, ti ha solo fregato. Sveglia, è corretto? No. L'obbligazione è un titolo di debito, proprio, cioè c'è un debitore, un signor debitore. Bisogna fare una differenza, credo che tu potresti spiegarlo bene, la differenza fra obbligazione e azione, perché credo che sia quella che non viene percepita dal consumatore e ha causato problemi, perché una cosa è essere azionisti, una cosa è essere obbligazionisti. L'azionista è il paron dell'azienda, esatto. Il paron. Però un'azione, tu prendi il patrimonio dell'azienda, lo dividi per il numero delle azioni che ci sono e sei proprietario di un pezzetto dell'azienda, che può essere una banca o la Ferrari, la Fiat, le Generali, quello che vuoi te. Scusami se ti interrompo, c'è stata una moda che non so se vada ancora adesso, che le banche popolari o le cooperative
tu gli dicevi voglio il mutuo o voglio un'apertura di fido e ti dicevano sì certo, però sottoscrivi azioni della banca, quindi infatti tanti hanno scritto perché ti ritrovi che sei azionista, cosa che magari non te ne può fregare nemmeno. La Popolare di Vicenza aveva il conto soci, è un conto che ha delle condizioni migliori rispetto ai conti normali, leggermente migliori, credo, però tu hai diritto a queste condizioni se compri anche un'azione della Popolare di Vicenza. Il discorso è comprare le azioni di una società quotata, quindi su qualsiasi giornale, una volta c'era Televideo, su qualsiasi computer tu puoi vedere il valore di quello che hai in qualsiasi momento. Se l'azione che hai in mano è di una società, in questo caso di una banca, non quotata, il valore dell'azione te lo dice la banca. E quindi se la banca stessa non è quotata, attenzione, succede quello che è successo che 48.000 euro di Veneto Banca un anno fa sono diventati 7.000 euro adesso, quindi 48, 7.000, 63.000, 12.000 di Popolare di Vicenza. Le azioni. Le obbligazioni sono debito, la banca raccoglie denaro, quindi si indebita, la banca si indebita, ti dà un interesse stabilito nell'obbligazione che tu acquisti. Un interesse ovviamente dipende dal momento in cui l'acquisti, ma è specifico nel contratto. Se è subordinata, c'è scritto emissione dalla banca tal di tali, sub. Poi ci sarebbe un papiro di solito abbastanza cospicuo di pagine che regolamentano, perché si parla di regolamento del prestito obbligazionario, dove c'è scritto tutto quello che la banca può fare. Quindi rimborsarti in anticipo, non pagarti la cedola, pagartela in misura ridotta. Di solito, non tutte, ma di solito quasi tutte le obbligazioni subordinate danno diritto al debitore, quindi alla banca, a rimborsarti in maniera anche parziale degli interessi, oppure anche a sospendere l'erogazione della cedola in alcuni casi. Ma che vantaggio c'è allora? Queste obbligazioni subordinate hanno un rischio maggiore, ma di solito hanno un rendimento più alto. Perché è il famoso premio per il rischio. Ti faccio correre dei rischi un po' più alti e ti do un rendimento un po' più alto. E allora, sempre semplicizzando, come dice giustamente anche l'avvocato che ha a che fare pragmaticamente con persone, più alto io ho un rendimento di un investimento, io generico, le persone hanno queste rendite, più alto devono porsi il problema, più forte deve essere il problema e la domanda di se è il rischio è estremamente elevato, cioè che bella resa, sono contento, non è opera dello Spirito Santo o miracoli, vuol dire che stai rischiando molto molto molto, e visti gli andamenti, come noi ripetiamo in ogni puntata, molto altalenanti di queste quotazioni delle azioni eccetera, attenzione, perché c'è una responsabilità individuale adesso, più che mai dall'inizio 2016, giusto? La banca, poi ho visto anche un'intervista individuale dell'investitore, del cittadino. Ho visto un'intervista di parte di un giornalista del Sole 24 Ore, ho visto in televisione, poi anche ho letto un po' gli articoli di Banca Italia, loro dicono, la MIFID impone alle banche di farti un'intervista. Le banche sono obbligate, prima di venderti qualsiasi cosa, a farti le tue aspettative, il tuo profilo di rischio. Esatto. Poi posso dirti anche un'altra cosa, che si può dire, che la Banco Posta è stata sanzionata da Consob perché aveva visto che 15.000 di questi questionari erano tutti uguali. Okay. Allora, teoria e pratica, no? Allora, in che contesto vengono fatti questi questionari? Normalmente nelle banche di consulenza, dove il consulente va a casa del cliente, oppure si crea una modalità operativa in cui il cliente è disposto a, con calma, rilasciarti queste informazioni, il questionario viene fatto come Dio comanda. Ecco. Questo non è bastato, supponendo anche che questi questionari siano stati fatti come Dio comanda, cioè con delle risposte corrette del cliente. C'è sempre stata la percezione da parte di chi lavora in queste banche, e comunque la banca ormai ce l'avrebbe fatta. Non dimentichiamoci che fra i clienti, Banca Marche, credo che l'80% dei dipendenti abbia in mano titoli di quella banca. Banca di Chieti il 50%. Che diceva sì, Popolare di Vicenza credo che la quasi totalità dei dipendenti abbia le azioni della sua banca. Sì. Era insomma.
Era un automatismo. Sì, poi occorre vedere se gli amministratori, la cosa più importante è vedere se questi amministratori avevano in mano le azioni delle loro banche e non solo i dipendenti. Bravo, punto di domanda. Noi sorridiamo, andiamo in pubblicità rapidissimi, poi vedremo anche di risolvere altre questioni tra poco.